Torniamo quindi in Veneto, valori delle polveri sottili alle stelle nelle città venete, aria sempre più irrespirabile. Maria Grazia Lucchiari dell'ADUC, Associazione Difesa Utenti e Consumatori del Veneto, e il deputato radicale Maurizio Turco hanno presentato una formale denuncia alla Commissione europea attraverso un documento che sottolinea la sistematica violazione in Veneto dei valori limite per quanto riguarda le polveri sottili. Il servizio. Rispetto della legge per riportare nei limiti sanitari i livelli di polveri sottili in Veneto, perché il degrado dell'aria è degrado di legalità. Questo è l'obiettivo della denuncia alla Commissione europea, firmata da Maria Grazia Lucchiari dell'ADUC Veneto e da Maurizio Turco, deputato radicale. Si tratta di un documento che rileva dal 2005 ad oggi la sistematica violazione in Veneto dei valori limite per quanto riguarda le polveri sottili, stabiliti da un decreto che recepisce una direttiva comunitaria. La Regione Veneto ha approvato il piano di tutela e risanamento dell'aria, che impone ai comuni l'adozione di piani d'azione che nei fatti non sono mai stati adottati. Noi abbiamo tentato tutte le strade, noi radicali abbiamo provato sensibilizzando i responsabili politici, chiedendo alla magistratura di occuparsene, ma la strada sta diventando lunga e difficile e questo vuol dire solo una cosa: infierire sulla salute dei cittadini. Questo ha un costo sociale, economico ed umano enorme. Abbiamo quindi deciso di aiutare i decisori politici e la magistratura rivolgendoci alla Commissione europea. C'è un'evidente violazione delle direttive europee da parte della Regione Veneto, quindi noi chiediamo alla Commissione europea di prenderne atto e di invitare la Regione Veneto a uniformarsi alle direttive europee per evitare costi enormi in termini di multe, ma questo è il problema minore. A noi interessa la salute dei cittadini. Le leggi ci sono, non vengono rispettate, non accade nulla, cioè qualcosa accade, c'è chi muore.